Per Le Corbusier la luce non illumina, scolpisce. Anni '20. Il mondo cambia e l'architettura diventa macchina per abitare. Il muro si alleggerisce, il vetro respira. Piloti, facciate libere, tetti giardino. La casa si stacca dal suolo e inizia a fluttuare. Ogni linea è razionale, ma dentro c'è una fede. La fede che la forza possa migliorare la vita. Nella cappella di Rocamp la luce diventa preghiera, un raggio che plasma lo spazio e il silenzio. Per lui l'architettura non è stile, è ordine spirituale. Io sono Matteo Ferretti, artista di matrice astratta informale, e se anche tu vuoi sentire prima di capire, segui questo canale.